Sports, buonasera in compagnia di Dino Baggio dal Palatezze per la 25esima e penultima giornata di C1, dove è ancora tutto aperto per l'Arzignano in chiave campionato. Vigo Real invece è sempre a caccia di punti per cercare di uscire dalla zona play-out. Chiese si accentra, Tumiatti ci mette la gamba, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Allora Zuccon 3 contro 2, Zuccon ha tantissimo spazio, Iabre per servire, Tumiatti fa partire l'azione e la chiude il numero 9 dell'Arzignano, che porta in vantaggio la formazione di casa 1-0. Sono passati appena 1 minuto e 40 secondi. Chiese vicino dove c'è il Messia, a servire Zanatta, si smarca Bongu, non trovato. Allora Marchese carica la botta che rimbalza, ben fatto così Marzotto, Marchese da lontano, 1-1, un altro minuto, un altro gol. Meneghello lo aspettano ma non lo affrontano Matteus e Tumiatti. Ora fuori Bongu, carica la botta, scende velocemente con il piede Marzotto, palla ancora viva al limite dell'area, Bongu fuori, c'è Matteus, profondo a cercare Tumiatti. Tumiatti vede l'arrivo di Zuccon, Dainese alza la testa, cerca Marchese, anticipato da Negro, avanza sulla destra, Negro il cross sulla testa di Concato e poi sul palo. Concato lo aspetta Zecchinello, arriva anche Negro, forse a fare un blocco, Concato si accentra, Concato incrocia vicino la palla numero 11, Marchese ci mette il piede e non c'è fallo. Allora Meneghello può ripartire il Vigo Real, Meneghello sovrapposizione, arriva Marchese, servito il numero 9, Marchese esterno, Matteus al centro c'è Negro, va a destra dove c'è Leonardo Tumiatti, resiste col fisico e serve Negro, limite dell'area, spalla alla porta con il tacco. Che assist sarebbe diventato. 9:52 al termine, ancora 1-1 il punteggio fin qui nel corso di questo primo tempo. E il Messia controlla non al meglio questo pallone, quindi contropiede Arzignano, 3 contro 2. Matteus, Concato, l'uscita del portiere del Vigo Real. Bongu rinvia la palla che passa sopra la testa di Meneghello, che non riesce ad allontanare. Prende un effetto stranissimo. Dove c'è Bongu, riceve il numero 11 che va a puntare con la sua velocità. Bongu, palla al centro per Zanatta, stop di petto, poi non si corre. Zanatta ci arriva, poi invece Alberto Tumiatti a riconquistare il pallone con la punta a far correre Zuccon verso la porta con Latuzzo, non la trattiene sulla respinta, ancora Tumiatti, un'altra volta! Questa volta il numero 5, Leonardo Tumiatti, dopo una serie di tiri indirizzati nella porta di Colatuzzo, l'Arzignano riesce a trovare la via dei gol. E Luca a sinistra dove c'è Meneghello che alza la testa, apre dalla parte opposta dove c'è Marchese, Marchese ancora da Meneghello, un altro gol dalla lunga distanza per il Vigo Real, il primo di Marchese, il secondo di Meneghello, accorcia le distanze la squadra di Mr. Walter Moro e trova un gol da card, da incorniciare in un highlights di Roploz. Matteus lo aspetta De Luca, Matteus poi si sposta questa palla sul sinistro, incrocia Marzotto, va a lungo a cercare un compagno, lettura anticipo di Marchese che va direttamente verso la porta, il salvataggio è di Matteus. Zuccon apre a sinistra dove c'è Concato, il taglio di Matteus, Concato una serpentina, Concato dalla lunga distanza con Latuzzo, in due tempi la tiene lì e fa ripartire l'azione. E il Messia supera l'ultimo uomo e il Messia da solo contro Marzotto e poi Zanatta, si salva l'Arzignano. Marchese, arriva Zuccon a insiste Zuccon, Caparbio porta via questo pallone al numero 10 dell'Arzignano e poi di fronte a Zuccon, d'altra parte c'è Tumiatti, contromovimento, Zuccon allora va verso la porta con Latuzzo, con il brivido. Matteus, ancora 3-2 il punteggio, trascorsi ormai quasi 4 minuti nel corso di questo secondo tempo, mentre Tumiatti serve ancora Matteus. Iabre a sinistra dove c'è Zuccon, palla a cercare la fisicità di Tumiatti ancora da Zuccon con Latuzzo, prolunga e rimette. Alberto Tumiatti costretto a girarsi, per Matteus offre una soluzione, Tumiatti con il tacco serve proprio al destro di Matteus, vicino dove c'è De Luca, corre in pressione Negro, allora De Luca va profondo, Zuccon intercetta questo pallone, Zuccon carica la botta in due tempi con Latuzzo, va subito direttamente lungo dal suo capitano Meneghello col mancino, con il piatto. 2:21 ancora al termine, il risultato bloccato sul 3-2 per i padroni di casa, mentre Tumiatti protegge il pallone in area di rigore, accomoda per il destro di Zuccon, palla che rimbalza 2 volte. 2 minuti al termine, Marchese e Zecchinello cambiano ripetutamente il pallone, il numero 5 e il numero 9, ora si va a sinistra dove c'è il Messia, Meneghello il capitano, palla al centro, deviazione e poi arriva Nicolò Marchese, la botta di sinistro sotto la traversa che fulmina così Marzotto al Palatezze a 3-3. Leonardo Tumiatti, Alberto Tumiatti controlla e va fuori da Zuccon che a sua volta controlla e va da Matteus che può andare in porta, sceglie invece andare da Zuccon, Zecchinello ci pensa lui, poi allontana De Luca, ora ancora Matteus, 5 secondi al termine, Matteus con la suola cerca di passare dove non c'è spazio, allontana la difesa ma non c'è più tempo, suona la sirena al Palatezze,
Finisce così l'amarezza per l'Arzignano, un punto da entrambe le parti, un punto d'oro invece per mister Walter Moore per il Vigo Real.